I venti di guerra intanto non fanno mai bene all'economia e questo è una fonte di preoccupazione importante da un punto di vista anche sociale oltre che economico. Venti di guerra. Il Medio Oriente è una polveriera, dalla Libia all'Iran fino all'Iraq e all'Afghanistan. Sullo scacchiere internazionale le tensioni economiche si riflettono anche sulle imprese vicentine. Da un punto di vista economico noi abbiamo una grande apprensione per quello che sarà anche il costo del petrolio, dal quale dipendiamo in maniera importante, e da un punto di vista invece del mercato noi avevamo un approccio abbastanza timido, non c'erano numeri importanti, ma comunque di numeri c'erano di export verso l'Iran. Era un mercato che si stava aprendo soprattutto nel settore della moda, con numeri piccoli ma in continua crescita, e nella diversificazione obbligatoria in questi tempi, quando la Germania sta rallentando, la Francia rallenta, per cui i nostri partner ideali nell'export stanno un po' arrancando, è obbligatorio diversificare. L'Iran era uno dei paesi alla quale si guardava come soggetto di diversificazione utile. Adesso le aziende vicentine devono aspettare, attendere, capire come muoversi in un contesto in rapido mutamento. L'Iran oggi è un mercato in meno, ma il tessuto economico del nord-est, formato da piccole e medie imprese, ha la flessibilità per trovare nuovi equilibri. Bisogna rimodularsi, i nostri imprenditori questo lo sanno fare bene perché riescono a passare dai mercati del Nord Africa a quelli della Cina, a quelli della Russia, a quelli dell'America in maniera radicale e veloce, però è un mercato in meno e poi ripeto, grande apprensione per quelli che sono i venti di guerra che sicuramente bene non fanno.